Buonasera a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Stasera ho un ospite che non necessita presentazioni. Ciao Matteo, grazie per essere con noi. Ciao, buonasera a tutti. Con Matteo affrontiamo un tema veramente importante che non è a caso il tema del corso che partirà il 21 febbraio alla Libera Università. Per cui Matteo, io partirei subito con la prima domanda. Che spazio avrà secondo te il tema dell'esoterismo nel mondo che verrà? Più che il tema, le stesse dottrine esoteriche e le correnti spirituali che vanno sotto il nome di esoteriche, io credo che nell'immediato futuro, che è quello che possiamo un pochino più prevedere o divinare, come si potrebbe dire in questi casi, io direi che sta affrontando un momento di particolare crisi, che potremmo definire epocale, che forse è legato anche a dei cicli storici che in parte sono quelli legati appunto ai cicli astrologici. Sappiamo che l'età dei pesci, che è durata 2000 anni, solitamente nel grande anno platonico la durata di una sezione di zodiaco è di 2000 anni, sta per volgere al termine. Questo farà sì che ci sarà una revisione completa delle modalità stesse di manifestazione dello spirito, perché ognuna di queste piccole ronde è determinata da alcune qualità cosmiche che dominano lo zeitgeist, il tempo in cui si vive. Quindi molte forme storiche, storicamente determinate di vie spirituali iniziatiche potrebbero non avere più, diciamo, non validità da un punto di vista assoluto, ma non avere riscontro nella psiche umana, nella qualità di uomo che si trova a vivere in una determinata epoca. In più, c'è da osservare che molte vie iniziatiche sono tecnicamente entrate in crisi. L'esoterismo non è qualcosa di meramente speculativo, è qualcosa che si basa sull'iniziazione, che è un dato di trasmissione oggettiva, diretta, e che dà luogo poi a delle operatività. Purtroppo questa trasmissione all'interno di strutture tradizionali attualmente, ma sia in Occidente che in Oriente, sta attraversando un momento di crisi oggettiva, che sa chi conosce certe realtà. Prendiamo ad esempio, questo non significa che non ci sia più nulla, ma che i rappresentanti qualificati di determinate vie ormai se ne sono andati, non ci sono più, hanno lasciato questa dimensione e si sta creando un vuoto. Prendiamo il caso del buddismo tibetano. Ci sono molti lama che sono morti ultimamente, grandi lama, ultimi grandi rappresentanti dei 4 lignaggi del buddismo vajrayana, se ne sono andati. Non hanno lasciato dei successori che avessero le loro realizzazioni. Possiamo anche dire che anche i tulku degli ultimi lama che sono morti negli anni 90, anni 2000, eccetera, anche i tulku di questi lama, cioè le loro emanazioni, impropriamente dette reincarnazioni, in realtà tulku non è una reincarnazione, è una emanazione del lama, non hanno però realizzato le qualità del loro predecessore, lasciando quindi intravedere, diciamo così, un vuoto in qualche modo. Lo stesso Buddha Dharma quindi sta entrando in una fase di crisi. Crisi, diciamo così, in realtà non si tratta di crisi come la concepiamo in termini umani. È che queste strutture, queste tradizioni hanno una scadenza. La loro manifestazione storica ha una scadenza, non lo spirito che vi si incarna, ma la loro manifestazione storica ha una scadenza. Lo stesso buddismo, lo stesso, chiamiamolo Buddha Dharma perché è il termine esatto, è stato profetizzato dallo stesso Buddha Shakyamuni nei sutra che sarebbe durato 2500 anni, e esattamente, considerando che il Buddha del VI-V secolo a.C., tecnicamente ci siamo, si sta realizzando, ma questo vale per tutte le tradizioni, persino quella romana. Romolo ebbe una divinazione di quanti avvoltoi ebbe visto durante la fondazione di Roma, che corrispondevano a altrettanti secoli, che avrebbero poi determinato e chiuso il seculum romano,
e quindi lo stesso ciclo di civiltà romana si sapeva quanto sarebbe durato, e effettivamente i conti tornano, è durato intorno ai 1400 anni. Cavolo. Questo Quindi, però, scusami, io prendo al balzo questo che stai dicendo per dire che alla fine comunque, per quanto riguarda uno studioso del presente, è molto utile conoscere questi concetti, o no? assolutamente sì, assolutamente sì. Voglio solo aggiungere che stiamo entrando in una fase probabilmente di vacanza, di vuoto tra un ciclo e un altro. E questo fa sì che probabilmente in questa fase, non per tutti, ci potrebbe essere una possibilità di una via operativa, di un'iniziazione. Questo non significa che non ci sarà mai più nel corso dell'umanità. Questo dipende dallo spirito che soffia dove vuole, e noi, perché sono realtà non umane. In questo momento, diciamo così, viviamo una sorta di Di pausa? fase prima dell'alba, ma non sappiamo quando ci sarà, quando sorgerà il sole. Anche perché bisogna aggiungere una cosa: l'umanità attuale e le generazioni prossime che verranno hanno una struttura psichica molto diversa da quella precedente. Quindi anche le vie operative dovranno essere in qualche modo adattate e tarate su ciò che verrà. E non è Certo. detto che si incarneranno nuovamente anime che devono essere riportate su, perché c'è anche questo da dire. Quindi sono cose che purtroppo ricadono al di fuori della sfera umana conoscibile, ricadono in una dimensione superiore. Va bene, Però, dici i tuoi però progetti. per rispondere alla tua Sì. domanda, ecco, questo non significa che anche laddove non ci sia la possibilità di accedere ancora a vie operative, eccetera, questo non significa che studiare con dedizione, non per mera curiosità, ma con amore, con zelo, con attenzione, le dottrine tradizionali non porti nulla, perché in realtà già questo è una propedeutica importante che attiva comunque dei riflessi animici, fa entrare in risonanza la mente superiore, quindi anche, certo, diciamo che lo studio meramente speculativo non porta alla trasformazione radicale dell'essere, però è comunque una causa anche per le future rinascite, è comunque un sedimentare qualcosa di positivo nel proprio corpo animico, e dopodiché, quando ci saranno le cause e le condizioni, queste matureranno. Però ecco, lo studio di per sé è importante per comprendere la realtà in cui ci si muove e le dinamiche occulte che comunque hanno a che fare con lo sviluppo dell'essere umano, i suoi corpi sottili, lo stato del post-mortem, il destino escatologico dell'uomo. Quindi queste sono realtà che meritano di essere studiate, e certamente anche solamente lo studio può creare delle cause per uno sviluppo futuro, insomma. Benissimo, benissimo. Quindi parlaci dei tuoi progetti dell'oggi, che cosa stai portando avanti oltre a fare il docente della Libera Università? Beh, come molti sanno, mi occupo come direttore editoriale delle edizioni Nexus, con cui stiamo portando avanti una nuova linea libraria, soprattutto di pubblicazioni, di edizioni, che hanno a che fare anche con l'esoterismo, con le scienze di confine, con il paranormale, con discipline di questo tipo, e anche una sezione di studi sociali di interesse maggiormente economico, ma soprattutto diciamo, di storia occulta, di stato profondo, quindi parliamo di cospirazioni, parliamo di poteri che si manifestano e si incarnano nella storia. Io, da questo punto di vista, ecco, stiamo portando in Italia, stiamo traducendo autori importanti, e poi io stesso darò magari il mio contributo nei prossimi anni, scrivendo io stesso qualcosa su questi temi. Bene, bene. Abbiamo delle ottime pubblicazioni in cantiere, vi posso dire questo. Quindi, Sì, infatti tra lo l'altro, anticipiamo, stiamo facendo una convenzione proprio con Nexus per poter effettuare uno sconto ai nostri studenti che sono sicuramente interessati a questi argomenti.
Tra l'altro sul tema esopolitico, sul tema ufologico e sul tema, diciamo così, di manifestazioni non umane, mettiamolo in questi termini, stiamo per uscire con un saggio, che questo riguarda anche in parte il nostro corso, diciamo una parte terminale del nostro corso, un ultimo modulo che potrebbe riguardare la parte più ufologica. Stiamo uscendo con Esseri anomali dall'ignoto di Umberto Visani, che è una casistica ma non criptozoologica, una casistica vista da un altro punto di vista, in particolare secondo la dottrina teoria parafisica, che è quella più vicina all'esoterismo per certi versi, e con un mio saggio conclusivo che si intitola proprio l'ufologia secondo l'esoterismo. E Molto bene. quindi questo potrebbe diventare, tra l'altro, un materiale di studio per il nostro Sì, corso. dell'approfondimento che dobbiamo ancora fare su questi temi, tra l'altro, giusto? Esattamente. Perché, ok. Esattamente. Parlando in conclusione, c'è la solita domanda sul passato, che è più o meno com'è che da giovane, insomma, da piccolo ti sei interessata a questi temi, se ci vuoi, insomma, dare qualche input che ci può aiutare a capire come si arriva a questi interessi. Sì, guarda, posso dire questo. Al di là dell'esperienza biografica individuale, che non ha molto senso perché lo studioso di esoterismo e di spiritualità impara a mettere da parte la propria personalità terrena, quindi la cosa diventa del tutto secondaria. Posso dire come linea generale che chi è destinato a percorrere determinate strade lo è in virtù di quello che gli esoteristi chiamano l'uomo antico o l'uomo storico, che sostanzialmente è il precipitato, il coagulato di quello che noi chiamiamo il sé superiore, l'atma, eccetera, in una realtà che non è umana, che è la scintilla divina nell'uomo, e che però si è già manifestata nel corso di varie individualità, di varie individualità storiche, diciamo così, prima dell'attuale incarnazione, che è quello che volgarmente viene associato all'idea di reincarnazione, anche se è un'idea che merita di essere rettificata, quantomeno almeno rispetto alla sua espressione popolare. E questo uomo antico, che ovviamente non è una qualità presente in tutti, ma solo chi appunto è portatore di questa qualità e che gli deriva dalle precedenti iniziazioni nel corso delle manifestazioni terrene di questo uomo storico. E non solo manifestazioni terrene, anche in altri stati di esistenza. E normalmente, quando l'essere umano che ha queste qualità, queste qualificazioni, si incontra con dei simboli, con anche degli oggetti, possiamo dire. Sapete che per riconoscere un tulku nel buddismo vajrayana, il bambino viene posto di fronte a degli oggetti, ad esempio un vajra, un cappello, una corona, una mala, cioè un rosario, per dire i mantra, per recitare i mantra, che appartenevano all'ama precedente che è passato. Solitamente, se è un tulku, tra più oggetti simili riconosce esattamente quelli che appartenevano. Ecco, questo riconoscimento, questo ricordo, diciamo, platonico, no? Questo ricordo platonico di qualcosa fa entrare fortemente in risonanza appunto quella parte della mente occulta, della mente inconscia che è dell'uomo antico. E quindi c'è un riconoscimento di qualcosa, si va in risonanza e anche diciamo così, l'individuazione di una via tradizionale piuttosto che di un'altra, perché non tutte sono state praticate, non tutte sono affini alla propria qualità, alla propria incarnazione, eccetera. Per cui magari ci sono vie tradizionali che un essere umano incarnato riconosce come proprie e che un altro magari non gli risuonano. Ad esempio, posso fare un esempio, il regime simbolico muratorio massonico per molti può non dire nulla, ma ad altri semplicemente vedere determinati simboli fa attivare l'uomo storico. E così anche per altro, regime alchemico, regime ermetico di altro tipo. Tutto è, diciamo così, determinato anche dal quanto quella via sia stata in un'altra epoca praticata.
questo è un elemento di rimente. E poi ha delle segnature, possiamo dire, ecco, Sì, segnature sì. che però non sono le segnature, diciamo, astrologiche con cui si nasce, ma le segnature, diciamo così, che trascendono la dimensione sottile, anche diciamo così, astrologica, ma che invece vengono proprio dall'uomo storico, vengono dalla dimensione spirituale e quindi non solamente sottile. Beh, molto interessante, caspita. Allora, per poter penetrare o avere almeno un'infarinatura di tutto questo materiale che ci proponi, potete appunto chiederci informazioni alla nostra mail che trovate qui sotto. Io, Matteo, ti ringrazio dal profondo del cuore per averci dedicato minuti preziosissimi del tuo tempo. E non so se Grazie a ci vuoi voi. lasciare qualcosa, un saluto, qualcosa. Vi saluto tutti quelli che ci hanno seguito e vi invito a iscrivervi, se il tema vi interessa, a questo corso su esoterismo, simbolismo, e a seguire poi eventualmente anche degli spin-off, degli aggiornamenti o dei corsi particolari che potremmo fare sempre con la Libera Università Nuova Pedagogia. Quindi Grazie. vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e se volete iscrivetevi al corso. Grazie allora. Buonasera a tutti e a presto.